Bene, benvenuti per la prima giornata del torneo Under 15 Riva Città dei Canestri. Oggi per la prima giornata Rotaliana contro Pallacanestro Francia, Francesco Francia, squadra della zona di Bologna se non vado errato. Tutto pronto per l'inizio della partita, la prima giornata si è già disputata e pronti per la palla 2, già in campo la squadra di Francesco Francia. Si aspetta l'ingresso in campo di Rotaliana che parte con Cela, Carli, Dalmonego, Torrisi e Graziola. Squadra allenata da coach Magno Cavallo per l'occasione del torneo, che si accomoda in panchina con a completare il roster di Rotaliana 3 ragazzi dell'Under 14. Poi abbiamo Civettini, De Pretto, Pilati, Nuresi e Pilati. Intanto è iniziata la partita, 0-0, inizia il primo quarto, manovra buon taglio di Cela che la cede a Carli, poi la da persa di Carli, riparte Pallacanestro Francia, brutto passaggio toccato dal Monego che la mette in fallo laterale. Intercetta dal Monego che va da solo a depositare in fondo al canestro, in vantaggio Rotaliana in questi primi minuti, 2-0. Un altro intercetto di Cela, riesce a tenere la palla in campo, la cede a Graziola, gliela tocca sul rientro in difesa, parte la transizione Pallacanestro Francia. Un altro intercetto, parte Carli per Dalmonego che va dentro. 4-0 Rotaliana, 4-0 Dalmonego. Soliti ritmi abbastanza alti. Graziola difende, chiude il palleggio, poi passa in post. Carli prova a tenere la penetrazione, lo fa in maniera fallosa, andrà in lunetta con 2 liberi. Pronto per i liberi il numero 75, intanto Magno Cavallo dà delle indicazioni a Graziola su come gestire la squadra. Sbaglia il primo, 8 minuti e 23 sul cronometro. Sbaglia anche il secondo, tira giù il rimbalzo Cela, Dalmonego anticipato, un po' non si aspettava l'aggressività dei giocatori di Pallacanestro Francia. Rimessa a Rotaliana. Graziola ad impostare. Subisce l'aggressività del numero 36, riesce a passare al centrocampo con non poche difficoltà. Dalmonego, Graziola prova ad andare dentro, riparte Pallacanestro Francia. Non so i nomi dei giocatori perché non ho il reperto, quindi non li nominerò. Graziola, fasi un po' confuse di gioco, ci sono
un po' di perse, adesso un'infrazione di passi, una piccola incertezza, un cambio di decisione in corsa che ha generato la persa per infrazione di passi. Fuori Davide Graziola, dentro Mattiangelo Nuresi. Cela parte veloce, Nuresi subito subisce il fallo, andrà in lunetta. Vediamo se saprà fare meglio dei suoi avversari. 7:35 sul cronometro, Nuresi in lunetta. Avvio un po' confuso delle due squadre con un dentro e fuori. Respira Mattia Angelo, tira. Tanto due cambi per Pallacanestro Francesco Francia. Ravvisata l'infrazione di Dalmonego nell'anticipo, riparte Francesco Francia. Non so, sul tabellone non vengono, un po' di difficoltà a uscire a superare il centrocampo, però riescono a raggiungere la zona del ferro. Carli, Cela, Dalmonego, la butta su lunga per Torrisi che ne appoggia altri due. Buona azione di Rotaliana, buona imbeccata di Dalton che ha visto la corrente Torrisi. Intanto ferma il numero 75, il 41 a impostare, braccato da Carli. Ferma il palleggio, si muove, cerca un compagno, il 36 si fa vedere, pensa al tiro, Nuresi lo ostacola, Carli ancora sul 41, va dentro. Tira giù il rimbalzo Torrisi, parte Carli, prova a darla a Dalton, non arriva a destinazione il pallone, si incazza Magnocavallo, riparte il numero 26, intanto sempre 7-0 Rotaliana, 6:28 sul cronometro, manovra la pallacanestro Francesca Francia. Intanto magari ricordiamo anche le altre squadre a segno. Boato del pubblico, ci saranno altre squadre che seguono, che fanno questo torneo. Intanto non arriva a destinazione il passaggio di Torrisi, la riprende per due volte e alla fine mette d'accordo tutti buttandola in fondo al canestro. Time out. 7-2, 5:47 sul cronometro. Non impeccabili, diciamo, in difesa i ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia. Intanto il girone B del torneo Riva Città dei Canestri, dal quale stiamo trasmettendo. 4 squadre partecipanti al girone B, la Jadran di Opicina Treviso, il Basket Piani Bolzano di Bolzano, la Pallacanestro Giovanni Masi di Casalecchio di Reno, Bologna, e Universal Basket 2010 Modena di Modena. Mentre nel girone A si contenderanno la vittoria Basket Academy Ticino di Fermo Varese, Francesco Francia Pallacanestro di Zola Pederosa, un attimo che è un po' piccolo, di Zola Pederosa Bologna, la Rotaliana Basket e Mini Basket di Mezzo Lombardo e la Virtus Altogarda di Riva del Garda. Hanno giocato già alle 14:30 Ticino Academy contro Virtus Altogarda, la quale partita non ho il risultato, se lo comunicheranno durante la diretta lo comunicherò. E la seconda partita è questa Pallacanestro Francesco Francia contro Rotaliana Basket. Attualmente 5 minuti e 41 sul cronometro a finire il primo quarto.
9-2 il punteggio, un time out chiamato da Magno Cavallo appena trascorso. Riprende il gioco con Nuresi che la cede a Cella. Intanto sono entrati Stiller e Civettini per Torrisi e Carli. Nuresi per Cela, la butta per aria, riparte la transizione, la pallacanestro Francesco Francia con il numero 73, chiude il palleggio, un po' in difficoltà, Ziller lo bracca, poi trova un compagno, Nuresi ferma il gioco di piede, Ziller si butta per prendere la palla, si ripartirà dal lato per l'infrazione di piede. Intanto pronti a entrare Luca Pilati e Davide Graziola. Dal Monego non riesce a concludere come sa fare sempre lui, quindi siamo già dall'altra parte. Manovra, trova un buon taglio ma viene chiuso bene da Ziller, prova a prendere il centro dell'area, si oppone vigorosamente Cela, si lamentano un po' i tifosi, volevano un fischio prima, arriva ora, esce dal Monego e Cela, entrano Graziola e Pilati. 9-4 risultato, 4:20 sul cronometro, prende palla Graziola che si invola verso il canestro avversario, finta, viene stoppato, si riparte dal fondo, fa la rimessa Davide Graziola per Nuresi, mani addosso, end one per Mattiangelo Nuresi. Porta a casa i 2 punti e farà un giro in lunetta a vedere di perfezionare il bottino. Non vengono segnati falli sul tabellone, non li segniamo neanche noi qua. Nuresi in lunetta. Porta a 12 il bottino di Rotaliana. Pietro Civettini, buona recuperata, la cede per Ziller che prova ad andare dentro. Bel taglio di Civettini che però non trova il fondo della retina, su assist, brucia l'assist a Zilio. Intanto dall'altra parte la butta fuori Graziola. Qualche errore di troppo in queste fasi di gioco, il risultato dice 12-4, non fischiato il fallo a Ziller che manderà in lunetta il numero 73 per 2 liberi. Li segna tutti e due. Nuresi prova a entrare, si lamenta di un tocco falloso, l'arbitro non ravvisa l'irregolarità, riparte la pallacanestro Francesco Francia, un po' di difficoltà per il numero 36, poi riesce a girare bene, la passa dentro in post, tenuto da Pietro Civettini, prende il fondo un po' corto. Nuresi, un po' di incertezze, sembrava fuori la palla, brutto passaggio di Graziola che viene intercettato dal numero 41 che poi la cede al 72, il 36 spara da 3, non prende neanche il ferro, finisce sul fondo la palla, muore contro i materassi.
Secondo time out di coach Magno Cavallo, che non gli piace assolutamente come sta giocando la sua squadra. 12-6, 2,58 sul cronometro. Partita che sta scivolando via, 2 minuti e 58 alla fine del primo quarto. Qui a Riva, Città dei Canestri, bel torneo con molte squadre anche di un ottimo livello. Vedremo i risultati questa sera della prima giornata, poi domani si giocheranno 2 giornate, una la mattina e una al pomeriggio. Tanto Zilio si spiega con l'arbitro, chiede delucidazioni su qualche chiamata. Ricordiamo 3 ragazzi di Rotaliana che hanno superato il corso arbitri e quindi li vedremo anche in grigio presto nelle nostre palestre. Tanto Nuresi per Graziola, la spara, bel canestro di Davide Graziola, che gioca qui, diciamo, in quella che è stata casa sua fino all'anno scorso, insieme a Pietro Civettini e a Leonardo Torrisi. Si prepara Alessandro De Pretto, dice del Porto Pietro Civettini. Qualche consiglio da parte di coach Magno Cavallo, poi si riprende la partita Pallacanestro Francia, che fa girare la palla sul perimetro, poi la da dentro in post. Luca Pilati prova a contenerlo, buona difesa, tira giù il rimbalzo, gliela toccano, si riparte dal fondo. Buona difesa di Pilati in questa occasione. Intanto pronto a entrare anche Alex Innella, ragazzo 2012, c'è del posto Mattia Nuresi. Imposta la manovra Graziola, la cede a Innella che trova un buon varco, non gli fischiano il fallo, ma subito positivo l'ingresso in campo di Innella. Ziller, Innella, Graziola la dà in post, la tocca col piede il numero 24 di Pallacanestro Francesco Francia, si riparte dal lato, Innella con la palla in mano, subito a suo agio con in questo torneo Under 15. Graziola prova una penetrazione, non trova lo scarico, Pilati si gira bene De Pretto, non trova il canestro, poi riprende Pilati per Innella che la dà dentro a Ziller. Innella, piedi a posto, la prova da 3, sfortunato, tabellone e fuori, rimbalza sul ferro e poi salta fuori. Intanto Ziller la tocca fuori, chiede più pressione Magno Cavallo, una pressione un po' più alta sui portatori di palla avversari. Intanto manovrano lungo il perimetro, 1 minuto e 15 sul cronometro, fa girare la Pallacanestro Francesco Francia, con qualche difficoltà la tiene in campo, pressione di Graziola, poi la spara da 3, il ferro dice di no, tira giù il rimbalzo Davide Graziola, subisce fallo. Magno Cavallo non è contento perché voleva più velocità, una ripartenza più veloce da parte dei suoi ragazzi, che tendono a essere un po' macchinosi nell'uscire con la palla. Vorrebbe più verticalità, più passaggi veloci, arrivare a canestri facili senza che la difesa sia schierata. Intanto Graziola prova a prendere il centro dell'area,
fallo di De Pretto che trattiene. Rotaliana era in bonus e ci saranno 2 liberi con 45 secondi sul cronometro. Ma il lunetta è il numero 72. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, ma riesce a prendere il suo rimbalzo. Fallo di Luca Pilati che mette la gamba e non lascia passare il numero 72 per 2 punti comodi. Se li dovrà conquistare nuovamente dalla lunetta, avrà altri 2 tiri. Vediamo se avrà preso la mira. Sbaglia il primo, fa 0 su 3. Ultima possibilità. Lo mette al quarto tentativo, portando a 7 il bottino di Pallacanestro Francesco Francia in questo primo quarto. Graziola, Pilati, Innella, prova a penetrare, si scontra col muro difensivo di Pallacanestro Francesco Francia, gira la palla, 16 secondi sul cronometro, il 41 va dentro, tira giù il rimbalzo De Pretto, la cede a Graziola che manovra. De Pretto, brutto passaggio con 7 secondi sul cronometro, gliela dà un po' arretrata Graziola. De Pretto non riesce a controllarla, palla esce, brutta persa. 7 secondi, non bisogna far fallo. Pesca il jolly da 3. Pesca il jolly da 3. Ovviamente no, era da 2 il tiro, avevano segnato erroneamente sul tabellone. Resta un vantaggio di 5 punti. Non una gran partita finora, molti errori, molte incertezze. D'altronde anche il risultato dice 14 punti per gli ospiti, in questo caso Rotaliana, e 9 punti per Pallacanestro Francesco Francia. Tutto pronto per il secondo quarto. Magnocavallo mette in campo di nuovo Cela, Nuresi, Dal Monego, Carli e Torrisi. Dal lato Cela, 9-14 risultato, 10 sul cronometro, parte il secondo quarto. Carli in post, prova a prendere, appoggia al vetro ma fuori misura, rimbalzo del numero 26, ostacolato sul passaggio da Dal Monego, un po' più aggressiva nella lotta a rimbalzo. Pesta la linea il ragazzo di Pallacanestro Francesco Francia, rimessa Rotaliana. Dal Monego prende il centro,
passa alla metà campo, ferma il palleggio, la cede a Carli che prova ad andare dentro veloce, fuori per Cela, la fa girare bene Rotaliana, non si sente il tiro Nuresi, dal Monego, Torrisi, prova dal suo marchio di fabbrica, però questa volta non entra il tiro di Leo Torrisi, pasticcia un po' con la palla, la cede al numero 73 che prova a penetrare, trova una bella penetrazione centrale, porta a 3 le distanze di pallacanestro Francesco Francia, un po' che non segna Rotaliana, iniziano a esserci le ragnatele sul canestro, vediamo se in questa azione verranno tolte. Buona penetrazione di Dal Monego, come non detto Dalton l'ha presa sul personale e ha subito depositato 2 punti. Nuresi, Carli generano una persa per 8 secondi nel passare il centrocampo, buona collaborazione fra Carli e Nuresi che ostacolano bene i ragazzi di pallacanestro Francesco Francia nel passare la metà campo. Dal lato Dal Monego pronto a prendere la palla per rimetterla in gioco. Cela viene stretto in una morsa fra il 36 e il 73, subisce fallo. Si riparte dal lato, Nuresi si distanzia bene, poi la cede a Dal Monego, Cela va dentro, la passa dietro schiena per Carli, quasi intercettata da Dal Monego, poi il 33 arriva sul fondo, gliela rapina Mattiangelo Nuresi, viene ravvisato un'irregolarità, aveva le mani sulla palla Mattia, si lamenta un po' con l'arbitro, sempre nel limite del consentito. Anche l'allenatore di pallacanestro Francesco Francia si lamenta un po', non sappiamo per cosa, visto che hanno fischiato fallo. Intanto entra il senza numero, se non sbaglio, sì, c'è un giocatore senza numero, esce 72. Non so come faranno a segnalare i suoi falli. Si lotta un po'. Intanto Carli prende al balzo un assist involontario ovviamente di un ragazzo di pallacanestro, va fino in fondo. Qua prova a rispondere per le rime il numero 33, Cela gli dice di no, l'arbitro ravvisa un'infrazione nella sua difesa e si torna in lunetta con 2 liberi. 18-11, ridistanzia un po' i valori in campo Rotaliana. Mette il primo, più 6, 7,53 sul cronometro. Mette anche il secondo, un 2-2. Non l'avevamo visto spesso. Dal Monego, Carli, Nuresi, Carli, prova l'appoggio, non riesce, si lamenta Cela che era libero in angolo, non è stato visto. Intanto il 73, passaggio fuori misura, arriva direttamente sul fondo, si preparano un paio di ragazzi di pallacanestro Francesco Francia pronti a entrare in campo. Rimessa intanto per Leo Torrisi, Giulietto Ziller sul cubo dei cambi, gli cede il posto Carli, qualche indicazione da coach Magnocavallo, poi Nuresi, subito Ziller, Torrisi mette i piedi a posto, Ziller prova a tirare giù il rimbalzo, arriva nelle mani di Nuresi che la cede a Cela, vede il canestro un po' lunga la tripla, rimbalzo del numero 75 che si invola, riesce caparbiamente a tenere il perno, bella azione
torna a -3. Nuresi dal Monego, Cela, virata, va dentro, Ziller, rimposta per Torrisi che non riesce a fare canestro e con il fallo aggiuntivo, quindi saranno solo 2 liberi per Leo Torrisi. Pronto per il primo libero. Lo mette a segno, riporta a 2 i possessi di distanza fra le due squadre, 19-15, 6-34 sul cronometro. Secondo libero di Leo Torrisi, il mancino di Rotaliana, morbido ma il canestro non lo accoglie, rimbalza fuori, riparte la squadra emiliana. Bel taglio, perde un po' la maniglia, poi ritrova il suo compagno, gira fuori da 3, viene proprio risucchiato dal canestro, si invola Ziller che sfortunato in questa occasione non appoggia il tabellone, la palla va di là e passa avanti la pallacanestro Francesco Francia in questo momento. Time out Magno Cavallo, sembra un po' dolorante Nuresi, non so cosa sia fatto, non riusciamo a capirlo dalla nostra postazione, sembra, non sappiamo se la gamba o il polso per Mattia Nuresi. Speriamo niente di grave, si accascia un po' in panchina, dolorante. Intanto per la prima volta mette il muso avanti la pallacanestro Francesco Francia sul 20-19 per la gioia della loro nutrita tifoseria che applaude ritmato. Riprende la partita 20-19 per pallacanestro Francesco Francia, brutta persa di Graziola, pesta la linea nel girarsi, persa e contropersa. Sì, finora non si è visto proprio una bellissima partita, un po' confusionaria, d'altronde i panettoni sullo stomaco, bisogna ancora smaltirli. Torrisi dal Monego, da 3 non va, ragiona il numero 36, la cede al 75 che vede un varco, poi si ferma, prova ad andare dentro, gli dice di no, bel taglio, un po' fortunosa Rotaliana che riesce a tirare giù il rimbalzo, poi Ziller dal Monego, Cela, libero, fischiato fallo a Ziller nel prendere posto a centro l'area per il rimbalzo, un po' incredulo Giulio Ziller, probabilmente il fatto che il ragazzo sia caduto ha accentuato un po' il contatto che non sembrava particolarmente
Intanto ingenuità dei due ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia, che gliela ripassa prima di entrare in campo e finisce fuori. Cambio della rimessa per Rotaliana. Dal Monego la riprova da 3, il ferro dice di no, non una gran serata balistica per Rotaliana, che incassa il 22-19, 4:47 alla fine del secondo quarto. Cela prova ad andare dentro, cerca 2 punti, non trova il fondo della retina, gli dice di no il giocatore senza numero. In lunetta Cela con 2 liberi. Intanto Dal Monego va verso la panchina. Brutto libero di Andrea Cela, che non prende neanche il ferro. Vediamo se saprà rifarsi col secondo libero, che va a segno. Esce Dal Monego, entra Carli. Due punti da recuperare per Rotaliana in questo secondo quarto, prima di andare al riposo di metà tempo. Infrazione di campo. 2 ingenuità abbastanza grossolane dei ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia, 2 perse ingenue, una per fuori e una per in campo, entrambe mentre saltavano da un... Torrisi non riesce a metterla in fondo al canestro. Fortunoso i ragazzi che la spara da 3, tira giù Torrisi, poi Graziola viene rapinato, la palla finisce fuori. Sono ancora 4 minuti e 13 da giocare, punteggio relativamente basso in questi primi 2 quarti, 20-22 per Pallacanestro Francesco Francia. Torrisi, Cela gli ruba la palla e poi con un po' di frustrazione prova a riprenderla, facendo fallo sul numero 36, mi sembra, che o forse era un altro numero, che accentua un po' con la testa, gli resta appiccicata la palla fortunosamente, poi arriva Carli che con una manata la butta fuori sul fondo. 3:48 sul cronometro. Rotaliana in bonus. Intanto aggiustano con lo scotch Nuresi. Un dito probabilmente è l'oggetto dell'infortunio. Il mignolo probabilmente li lega assieme Mattiangelo. Intanto Graziola, Stiller, Graziola che la riporta in pari sul 22-22. Forza Rotaliana, si scalda il pubblico. Carli la recupera. Stiller, gli fischiano fallo in attacco, un po' generoso in questo caso l'arbitro con i ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia. Sono un po' bravi ad accentuare il contatto e quindi viene ravvisata l'infrazione di Stiller. Fatto un po' un gesto col gomito nell'alzarlo, però aveva la palla in mano, francamente. È stato bravo il ragazzo, rischia tantissimo. Buona difesa di Carli, intanto riparte Civettini, ragiona un attimo, la cede a Graziola. Intanto in campo i 3 ragazzi di Riva e contemporaneamente qui a casa loro. Corto il tiro di Leo Torrisi, non riesce Pietro Civettini a raggiungere la palla, fermato da un ragazzo. Riparte il numero 36. Persa, buona difesa di Rotaliana, che con un po' di aggressività genera la persa da parte dei ragazzi di Francesco Francia. Un po' di mani addosso. Nuresi, Civettini,
Graziola, Nuresi prova a prendere il centro, si gira con un po' di caparbietà, sfortunato, la tira giù Civettini che poi va su e riporta avanti Rotaliana di 2. Pietro Civettini, buon canestro, bel rimbalzo e con tanta energia si è preso. Intanto parte il numero 73, va giù fino in fondo, dicono fallo, non concretizza il gioco da 3, ma saranno solo 2 liberi, dovrà andarsene in lunetta a conquistarsi i 2 punti. Tutto pronto, 2:13 sul cronometro. Sarebbe stato sfortunato se usciva, invece è stato fortunato che è entrata. Segna il primo, vediamo se avrà la stessa sorte il secondo, tirato in maniera molto pulita e si ripareggia sul 24 pari. Intanto fallo dei ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia. Riparte Mattia Angelo Nuresi. Adesso è stato aggiustato. Carli crea spazio per Nuresi che la prova da 3. Tira giù il rimbalzo Civettini, la cede a Graziola che pensa un attimo alla tripla, poi va dentro. Non è fallo. Si appoggia un po' sulla schiena, costringe a un passaggio forzato il numero 65 e genera così la persa. Buona azione di Graziola. Un po' severi gli arbitri con Giulietto Ziller, mentre questi contatti qua li lasciano correre. Nuresi, Torrisi. Morbido il suo gancetto sinistro, poi il 73 fa preda del pallone, torna Torrisi, riesce a scaricare bene 1-2. Brutto contatto con Davide Graziola, brutto scontro ovviamente fortuito. Ha la peggio il ragazzo di Pallacanestro Francesco Francia, che non so se mi sembrava un colpo sulla testa, invece probabilmente è la spalla che ha avuto la peggio a questo punto nel contatto col pavimento. Esce Torrisi, entra Dalton. A terra ancora il ragazzo che si rialza ora, un po' dolorante, fa roteare la spalla. Ma riesce a riprendere il suo posto sul terreno di gioco. 2 liberi per lui. Adesso tutte e 2 le squadre in bonus. Tira il primo, prende il ferro e esce. Parità, 24 pari, 1:24 sul cronometro. Sbaglia anche il secondo. Tira giù il rimbalzo Carli. La cede a Nuresi. Carli si ferma, poi la dà per la corrente a Nuresi. Bella azione Rotaliana, che riesce a trovare un buco. Intanto Graziola, recupero e flotterino a portare a +4 quando manca meno di un minuto. Carli gliela prende dalla mano, la dà Dalton che ne mette altri 2. Adesso fasi di gioco di esaltazione di Rotaliana, va dentro Carli, Dalton adesso questa pesta la linea, Magnocavallo dice di no, ma si riparte con la persa di Rotaliana. Peccato, momento d'oro dei ragazzi di Magnocavallo, era lo strappo finale, +6 in un attimo dopo larghi minuti di equilibrio o minimi vantaggi. Riparte la Pallacanestro Francesco Francia, balla Graziola, vede Nuresi, peccato non riesce a trovare il fondo della retina. Un'altra bella azione di Rotaliana,
dal Monego, salta davanti all'avversario e genera un'infrazione di passi clamoroso. Il Dalton cosa può fare solo saltando? 30-24, 14-8 sul cronometro. Nuresi imposta per Rotaliana, quello che sarà presumibilmente l'ultimo possesso. Civettini, Graziola da 3, tira giù Carli, la prende Civettini dal Monego. Allo scadere il ferro dice di no, finisce così il secondo quarto. 24-30, vi lascio con un po' di sponsor. Yeah, yeah, yeah. 40k ogni giorno frate, zaino in spalla, scarpe al nodo, Rotaliana, scritto in testa, sto sognando a palle in moto. 14 anni, zero scuse, bus delle 7, mani chiuse, quarto playmaker, apro le chiuse, vedo corridoi dove gli altri vedo mura diffuse, campo freddo, palleggio sul gelo, linee sul parquet, tipo mappa del cielo, coach che urla, usa il cervello, io rispondo con un pass, tutto il palazzetto in duello, maglia larga, cuore stretto, tabellone rotto ma mira perfetta, compagni che corrono di fretta, io rallento il tempo, tripla in testa. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Quest'anno elite, altro ritmo, corpi più grossi, fischio più fitto, mani in faccia, contatto stretto, mi mandano a terra, mi rialzo zitto, tabellone dice troppi errori, io ci leggo nuovi colori, sanguino ginocchia, bruciano i polmoni, ma sento crescere muscoli e decisioni, ultimi due, siamo sotto di 3, tutti han paura, la palla è da me, finta di penetrazione, li porto giù nel grafico, scarico nell'angolo, swish, boato magico, magari non segno io ma creo il varco, vedo linee invisibili, è come un parco dove il sogno corre forte, oltre il voto in pagella, ogni giocata è promessa, tenuta una stella. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Mamma dice torna presto, io rispondo ancora un gesto, un assist, un taglio, un arresto, qui capisco chi sono davvero, non per scherzo. Quando il pullman corre al buio guardo fuori, i fari fan canestro sui rumori, penso alle partite più dure, ai dolori, e sorrido perché so che sono miei quei sudori. Playmaker in Rotaliana, ogni azione sembra un film, una trama, 40 chilometri di strada, per sentire che la vita qui si impara. Playmaker in Rotaliana, se cade la mano rialzo l'anima, elite dura ma non scappo dalla lama, fino all'ultimo possesso stessa fiamma. Tutto pronto
per il rientro in campo delle due squadre. Si riparte dal 24:30 del primo tempo. Vediamo con i 5 che scenderanno in campo, che sceglierà Magno Cavallo per questa seconda parte della partita. Allora, così da quello che vediamo dovrebbero essere Stiller, Cella, Dalton, Graziola e Nuresi i 5 scelti da Riccardo Magno Cavallo per questo inizio di ripresa. Sperava in una partita forse un po' più agevole il coach, ma sono molto coriacei i ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia. Vogliono vendere cara la pelle, non sono venuti solo a fare un giro al lago. Tanto Nuresi da 3, un po' corta, tira giù il rimbalzo Stiller, la cede dal Monego che ha chiuso, Cela scheggia il ferro, esce non serata da tiro di A3 per Rotaliana. Nuresi prova a rubarla, alla fine non ci sono gli 8 secondi, ma c'è un'infrazione di campo, un'altra banalità per i ragazzi della zona di Bologna. Nuresi dentro, bene per Cela che viene chiuso, prova ad andare su, chiede il fallo anche. Poi pressa molto vigorosamente l'avversario che, portandogli fuori la palla, si riparte con una rimessa di Pallacanestro Francesco Francia. Un altro fallo fischiato a Stiller, veramente fiscalissimi su Giulietto Stiller. Forse deve correre ai ripari Magno Cavallo perché non vuole perdere Ziller per il resto della partita, visto che manca ancora molto tempo. E mette Carli, si oppone al ragazzo senza numero e la butta fuori. Riparte dal fondo, non sembra abbiano fatto uno schema. Buona azione, fa valere il fisico è stato tolto da un punto a Rotaliana, vedo dal tabellone, non capisco il motivo. Comunque vabbè, 29-26. Esce Carli ai 100 all'ora, subisce fallo ma non viene ravvisato, ma deposita 2 punti. Buona azione di Carli che in velocità ha infilato i ragazzi di Bologna. Infrazione di passi ravvisata prontamente dall'arbitro sul disturbo di Dalmonego e Carli che provano a contenere il centro avversario. Il ragazzo dalle doti fisiche sicuramente più importanti rispetto ai due di Rotaliana. Cela la butta via,
ma non si fa, ripaga con la stessa moneta il numero 26, non si era aveva visto con la coda dell'occhio il suo compagno. Effettivamente si incazza un po' il coach dicendo: ma se non c'è nessuno, per quale motivo devi passarla? Vai dentro fino al ferro e porta a casa i 2 punti. Ogni tanto qualche leziosità dei ragazzi a quest'età. Intanto Dalton prova ad aumentare il divario, va in lunetta con 2 liberi, mette il primo, mette il secondo, rimbalza sul secondo ferro e viene preda di pallacanestro Francesco Francia. Passa la metà campo, fa girare bene la palla, poi la da dentro in posta al numero 73 che poi la ributta fuori, prende il centro il 75. Bravissimo, bellissima azione con 3 ragazzi di Rotaliana, ha ragione lui e la mette in fondo alla retina. Difesa ottima, ma quando l'attaccante è bravo non c'è niente da fare. Intanto Nuresi trova Cela, Carli prende il fondo e ne mette altri 2, 35-28. Intanto la partita si è fatta un po' più frizzante, difese sì ma meno errori. Graziola fa una magia, fa scomparire la palla e poi la cede al Dalton, che i cioccolatini li scarta anche il 27. Bel taglio, ma l'intervento di Nuresi lo fa sbagliare. Graziola intanto corre tutto il campo, poi se la sente, la spara lunga. Cela, Manona, arpiona la palla, poi la spara a Torrisi. A Graziola che la prova a darla a Carli, la toccano, rimessa, pallacanestro Francesco Francia. È l'ora di Leo Torrisi. Gli cede del campo Davide Graziola. Che va a colloquio da coach Riccardo Magnocavallo. Non ancora soddisfatto appieno dei suoi ragazzi. Torrisi prova a tenere il centro avversario, scarica fuori, in qualche modo riesce a far sulla palla, gliela ridà dentro, la butta fuori, gli sfugge di mano. Una persa. Non è una persa, attenzione, è un fallo di Andrea Cela. Nuresi ostacola il tiro da 3 che batte sul ferro e esce. Manovra bene ora pallacanestro Francesco Francia. Carli non sembrava passi perché stava saltando dal monego, forse, ma gli arbitri sapranno sicuramente meglio di me se ha commesso l'infrazione. Fischiata un po' d'ufficio, mi è sembrata. Si riparte. Buon momento per i ragazzi di Bologna. Buon contrasto di Carli che rende difficile il tutto dal monego. Nuresi, Carli. Chiama contesa, ma contesa non è mai stata la palla. La freccia dice Rotaliana. Cela non riesce a... Viene stretto in una morsa il numero 77. Cela non è d'accordo. Il numero 72 Cela non è assolutamente d'accordo sul non fischio sul suo tiro. 37-28 intanto dice il risultato. 5-32 sul cronometro, terzo quarto. Buon terzo quarto di Rotaliana a livello di punteggio.
Tanto è entrato Siller, è uscito Cela, mi sembra, sì. Numero 36. Fischiato un fallo nel prendere posizione della maglia, non maglia, del giocatore senza numero. Molto attenti gli arbitri su queste cose. Tanto Carli prova a infilare il numero 73, scarica fuori per Torrisi che prende posizione. Leo Torrisi col suo mancino punisce la difesa bolognese. Morbido il suo semigancio, poi Dalton. C'era anche un tocco di piede non ravvisato. Dalton furbetto se la avvicina per far la sua, poi contesa. Riparte dal fondo. Numero 36, manovra bene dentro in post, 73. Bella giocata. Riporta sotto i 10 punti di distacco Giulietto Ziller. Torrisi cerca qualcuno a cui cedere il pallone, poi dice vado io. Carli, bella giocata di Carli che prende il centro e ne deposita due in fondo alla retina. Aumenta la pressione Leo Torrisi sul portatore di palla bolognese, gli fischiano il fallo. 4:19 sul cronometro, 41-30 più 11 Rotaliana. Manovra Pallacanestro Francesco Francia. Dal Monego cerca di prende un tiro libero in movimento, va su, Dal Monego si butta per terra, in qualche modo ferma l'azione, ma ci saranno due liberi. Dal Monego chiede spiegazioni all'arbitro, d'arbitro a arbitro, perché Dal Monego, lo ricordiamo, è stato promosso all'esame che si è tenuto il 16 dicembre presso la Federazione di Trento per i nuovi arbitri che calcheranno i parquet trentini. In campo tutti e tre i nuovi arbitri di Rotaliana. Un po' sfortunato, sbaglia anche il secondo, ma prende il rimbalzo il numero 73. Il 33 prova a entrare, lo contiene Carli, non riesce a tirare giù il rimbalzo, poi la fa girare bene il numero 39. Sfida il tiro Torrisi. Ziller tira giù il rimbalzo, ferma il palleggio, la cede a Nuresi, ragiona Rotaliana. Nuresi porta il blocco dentro per Ziller, che è sfortunato, tocca due volte il ferro, l'interno del ferro, ed esce. Non un grandissimo momento balistico per Giulietto Ziller, che qualche difficoltà nel trovare il fondo della retina ce l'ha in questo periodo, ma sta tornando ai suoi livelli dopo l'infortunio. Sicuramente troverà anche la vena realizzativa di un tempo. Leo Torrisi, passaggio mollo e telefonato che genera 2 punti per gli avversari. Brutta giocata questa di Rotaliana. 32-41, 3 minuti e 17. Ziller, Nuresi, riparte Pallacanestro Francesco Francia, va dentro. Buon momento, parziale 4-0. Chiama time out Riccardo Magno Cavallo. 34-41, 3-0-1 sul cronometro. Vediamo se ci sono aggiornamenti sui risultati delle altre partite. Non mi sembra sia arrivato nulla. Non almeno sui gruppi ufficiali.
3 minuti sul cronometro. Abbiamo il risultato dell'altra partita giocata oggi, Under 15 Girone A. La Basket Academy Ticino ha battuto la Virtus Altogarda 129-30, quindi si candida subito dopo la prima giornata come prima forza del Girone A. Vedremo chi la raggiungerà in cima alla classifica. La spara da 3 intanto il numero 73 Nuresi. Prova a stoppare rischiando tantissimo l'infrazione. Ricordiamo Rotaliana in bonus. Carli la tocca. Graziola, Torrisi non riesce, si lotta per la palla, viene ravvisato il fallo, vediamo a chi sarà attribuito. C'erano Carli e Leo Torrisi, che andrà in lunetta con 2 liberi. Un po' ingenuità qua a commettere fallo, però l'azione concitata di sicuro non è facile gestire il tutto. Lunetta il numero 24, corto il primo. Tanto pronti Cella e Dalton. Il secondo entra e esce, 0 su 2. Tira giù il rimbalzo Graziola che la cede a Nuresi, che prende il centro, poi la dà Ziller, Nuresi, Graziola, Carli che prova ad andare dentro, la cede a Graziola, in punta, la spara da 3, un paio lunga. Torrisi non riesce a controllarla, ma gliela toccano fuori. Intanto cambi per il coach Magnocavallo. Fuori Nuresi e Torrisi, dentro Dalmonego e Cela. Tanto calato un po' il sostegno per i ragazzi di Bologna, probabilmente le squadre sono andate o a giocare altre partite o a cambiarsi in albergo. Infatti Dalmonego dentro per Cela che la cede a Carli, brutto passaggio di Carli, la tocca Dalmonego per l'infrazione di campo. Brutta persa di Rotaliana in questa occasione. 1.36 sul cronometro, 41-34. Ripagano con la stessa moneta i ragazzi di Bologna. Un'altra infrazione di campo. Ne hanno fatte 3-4. Solo attacco per Rotaliana. Ziller alla rimessa, Graziola. Manovra lui, Dalmonego. Carli, Ziller. Dalmonego la spara lui da 3. Dalmonego. Ziller intercetta, buon momento di Rotaliana questo. Ragionate ragazzi, veloci dentro Cela. Corto ancora Cela, stasera un po' di fatica a arrivare sul canestro. Dalmonego, la rapina. Cela. Erano scappati un po' tutti. Carli, Dalmonego, Ziller. Prova ad andare dentro. Dalmonego si mette in ritmo. Non va. Ma poi gliela ridà Ziller un po' bassa. Cela da 3.
la mette lui, Andrea Cella. Va via Rotaliana con un parziale 6-0 con 2 bombe di Dalton e Cella, specialisti della casa. Si potrebbe... Carli dal Monego, Carli dal Monego, non va giù, prova a rispondere Pallacanestro Francesco Francia con un ultimo tiro, non è la stessa buona sorte del primo tempo. 34-47 dice il tabellone, un po' d'aria per questo quarto, visto anche il punteggio relativamente basso. Ci sarà da fare per i ragazzi di Bologna per rientrare in questa partita. Più 13 Rotaliana in virtù delle 2 bombe che hanno chiuso il quarto di Dalmonego e Cela. Intanto Jadran Basket contro Basket Piani Bolzano ha vinto 73-54 nell'altro girone ovviamente, e l'Universal Basket ha perso contro la Polisportiva Masi Basket 88-40. Quindi direi una buona prova anche dei ragazzi di Bolzano, che sicuramente hanno sfidato una squadra molto attrezzata, i triestini di Jadran Basket, perdendo 73-54. Ricordiamo che Piani arriva al torneo abbastanza corto di rotazioni, ma è tutto pronto per il quarto che ci dirà chi raggiungerà il Basket Academy Ticino in cima alla classifica provvisoria del girone A. Sicuramente Ticino sarà primo per via della differenza canestri. Parte Cela per Carli, Graziola, la prova lui da 3, il ferro dice di no. Tira giù il rimbalzo la pallacanestro Francesco Francia, che riparte. Sono già sotto canestro, bella azione veloce. Non è d'accordo Magno Cavallo su quanto è successo, ovviamente voleva Ziller dal Monego. Non riesce il giochetto visto in questa parte del campo a Dal Monego, che sbaglia l'appoggio. Ben difeso in verità. Firma l'arbitro il gioco, non ho visto l'infrazione. Graziola, Ziller, prova lui, si ferma, cerca lo scarico Cela, Carli. Sfortunato Carli, non trova il fondo della retina, riparte la pallacanestro Francesco Francia con il numero 75, spinge via Dal Monego e rientra sotto i 10 punti di vantaggio. Cela si gira bene, manata, and one! Stavolta si è sentita fin qua la mano che batteva sull'avambraccio di Andrea Cela, è andato su forte, si è preso canestro e fallo. Esalta sempre i ragazzi l'azione con canestro e fallo. Adesso vediamo se concretizzerà il gioco da 3 e porterà 50 i punti di Rotaliana in questo quarto. Non sbaglia Cela, sta digerendo il panettone, manovra il numero 24, riesce a trovare un buon passaggio
Nuresi e Cela per Carli. Cela, Nuresi, dal Monego. Cela invita al tiro da 3 dal Monego, non si sbaglia mai a darla al Dalton, che adesso sporca anche il passaggio buttandola fuori. Si ripartirà dal lato. 53-38 per Rotaliana. Dalton la ritocca, è ovunque ormai. Cela prova a cercare il Dalton, voleva metterla in cassaforte anche stavolta, purtroppo ha intercettato il passaggio. Riparte il numero 75 di Pallacanestro Francesco Francia, che trova una bella imbucata, sbaglia l'appoggio al vetro il numero 36 con un po' di... pensava di averlo già fatto. Carli intanto sbaglia l'appoggio, gliela toccano, esce fuori il pallone, si riparte dal fondo per rimessa nera. I ragazzi di Rotaliana tanto si sistema la retina che era rimasta un po' attorcigliata. 7:22 sul cronometro. Cela prova dal mid, il ferro gliela risputa quasi in mano. Carli, buona azione di Carli che ostacola il numero 33 costringendolo a un'infrazione di passi. Si riparte Ziller, Nuresi subito pronto Mattiangelo a impostare l'azione per Rotaliana. Blocco di Cela, la viene a prendere alta Carli che poi la dà Ziller. Negato il passaggio verso dal Monego, vede il taglio di Nuresi. Cela, Nuresi fa una chiocciola, poi si sbilancia un po', la palla finisce fuori. Peccato. Un po' di cambi nelle fila di Bologna. Passaggio un po' lungo, riesce a controllarlo, passa al centrocampo, poi punta dal Monego, lo cede al numero 24 che dovrà vedersela con Andrea Cela. Dal Monego ancora prova a intercettare, la gira sul numero 36. Ben il numero 72 gliela tocca Cela, palla non arriva a destinazione, esce addirittura dal campo. Si riprende con il numero 75 che trova il 36, ben difeso da Cela che innesca il Dalton per altri 2 punti facili. 6:04 sul cronometro, la tocca ancora Cela, dal Monego per Cela, tira giù il rimbalzo Carli, non sappiamo cosa sia successo, non capiamo i gesti dell'arbitro. Non ho capito come mai è stato interrotto il gioco, ma tant'è, c'è un time out. Non capisco proprio il motivo per cui è stato fermato il gioco con un rimbalzo in attacco di Rotaliana. Vedremo come riprenderanno gli arbitri, probabilmente con una rimessa o dal fondo o laterale. (38:55), 5:56 da giocare. Corre via la partita. Ultimi minuti, intanto arrivano i ragazzi di JBR, mi sembra, per la prossima sfida qui al torneo Riva Città dei Canestri.
quindi ricordiamo le partite del girone di domani. Alle 10:45 si giocherà Pallacanestro Francesco Francia Virtus Altogarda. Sempre alle 10:45 Ticino Academy Rotaliana Basket. Alle 16:15 Rotaliana Basket e Virtus Altogarda. E alle 18 Ticino Academy Pallacanestro Francesco Francia. Quindi domani si sapranno chi avrà vinto i due gironcini. 3 partite a squadra e poi semifinali e finali. La formula del torneo prevede appunto il girone a 4 squadre per l'Under 15. Buon tiro intanto che viene colto dal ferro. Cela, Nuresi, Carli, Dal Monego, Nuresi, trova un bel canestro Mattiangelo Nuresi con una penetrazione centrale. Adesso dovrà difendere contro il numero 36 che la siede al 75. Il 24 però è preda di Dal Monego che la cede a Carli. Cela, Carli, sfortunato nell'appoggio al ferro, ostacolato anche in maniera molto efficace dai ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia. Si lamenta un po' Nuresi del palleggio bizzarro del numero 24. Il numero 36 ancora il 24, prova ad andare dentro e trova un bel canestro proteggendo bene la palla. Resta più 15 il risultato. Cela va dentro, subisce il fallo, andrà a cercare fortuna dalla lunetta. Intanto doppio cambio per Magno Cavallo, Dal Monego e Carli lasciano il campo. Entra il duo di Riva, Leo Torrisi e Davide Graziola. Batte il 5 ragazzi, coach Magno Cavallo. Intanto dall'altra parte c'è sbaglia il primo. 4:07 sul cronometro. Sono 15 punti di vantaggio per i ragazzi di Rotaliana. Sbaglia anche il secondo Andrea Cela. Manovra la pallacanestro, il tiro diventa un passaggio per Andrea Cela che si scontra un po' col numero 26 Davide Graziola, la spara da subito. Bel tiro di Davide Graziola che porta a 59 i punti di Rotaliana con 3 minuti e 41 sul cronometro. Lo arpionano nel tentativo di penetrazione. Intanto c'è spazio per Alex Sinella, vice del campo Mattia Nuresi. Palla al 36 che prova ad andare dentro, trova fortunosamente il fondo della retina. Innella, Torrisi, Graziola, ancora Innella, si fa vedere dall'altra parte del campo, Torrisi, infrazione di passi per Leo Torrisi che stava prendendo il pitturato. Brutta persa. Tanto manovrano i ragazzi di Pallacanestro Francesco Francia. Bel taglio per il numero 26 che taglia da metà la difesa di Rotaliana e va a depositare il 46esimo punto. Torrisi intanto ostacolato
correttamente sotto canestro, poi Ziller pensava a un fischio arbitrale sul tiro di Torrisi, non controlla con l'adeguato vigore la palla, esce fuori, si riparte con una rimessa. Davide che intanto sporca il passaggio, la butta fuori, chiama la carica Magnocavallo, 2 minuti e 42 sul cronometro, 46-59 da giocare. Manca ancora un pezzettino per dire che per portarla a casa per Rotaliana. Si fa saltare un po' facilmente Graziola. Viene firmato un faschio a Ziller che tocca il braccio del ragazzo di Bolognese. Quinto fallo per Ziller che deve lasciare il campo. Al suo posto Pietro Civettini. Si riparte con la rimessa dal fondo. Il numero 36 prende il centro, Leo Torrisi lo stoppa senza pietà. Innella, Davide Graziola, Leo Torrisi era già avanti, Cela da 3, Ferro dice di no, tira giù, ribalza il numero 46, ma viene ravvisato un'infrazione. Si riparte dal fondo. Manovra il numero 46, passa dal centrocampo, contrastato da Innella che prova a contenerlo. Buona azione del numero 46 che riesce a liberarsi della marcatura di Innella e trovare il fondo della retina. Chiama la palla Torrisi, Graziola non lo vede, allora la gira sul centro per Cela, viene fuori a prendersi la Torrisi, la spara da 3, si unisce al club. 62 Rotaliana, 48 Pallacanestro Francesca Francia. Cela, l'arbitro dice di no, dice che la palla è uscita. 1:31 sul cronometro, 62-48. Un minuto e 31 da giocare. Manovra Pallacanestro Francesco Francia, numero 46, il numero 36 non sa chi fa il cenno, poi si mette in proprio, la spara da 3, il Ferro gli dice di no, la tira giù Civettini che poi la passa a un avversario, in qualche modo però riesce ad arrivare a Cela che la dà Innella, piede a posto da 3, non va. 58 secondi, il numero 46 Torrisi porta a 64 il bottino di Rotaliana. Viene confuso un cambio con un time out. Va bene così, mancano 49 secondi. Il risultato dice 64-48. Direi che abbiamo un padrone di questa partita. Arriva Cela un po' vigoroso sul numero 29-26, lo spinge un po' fuori dal campo. Ravvisato il fallo, si riparte lato solo attacco per Pallacanestro Francesco Francia. Cela la tocca col piede, ancora si rimane nella stessa zona, si riparte. Riesce a effettuare la rimessa, il numero 36 manovra ben contenuto da Civettini, adesso se la dovrà vedere con Innella che gli mette il braccio sulla pancia. Ravvisata l'infrazione, si riparte dal lato, quarto sostanzialmente corretto. In bonus adesso Rotaliana con 32 secondi sul cronometro.
Difende subito il fallo Davide Graziola e manda in lunetta il numero 26. Che proverà a ridurre lo svantaggio in questo finale, perché conterà anche la differenza canestri in un'eventuale classifica avulsa. Mette il primo. Ben eseguito anche il secondo, che porta a 50 i punti di Pallacanestro Francesco Francia. Manovra Cela, 24 sul cronometro. Graziola, Innella, Torrisi, Graziola in punta, la spara da 3, il ferro gli dice di no, ma prende il rimbalzo. Allora prova ad andare dentro di Mancino, che porta a 66 i punti di Rotaliana. Partita praticamente finita, 3 secondi. La fa morire così il numero 36. 66-50 il verdetto del campo. Rotaliana non stecca l'esordio. Buona partita dei ragazzi di coach Magno Cavallo. Qualche sbavatura, qualche imperfezione, ma il risultato è stato ottenuto. Quindi domani per le altre 2 partite, che diranno chi disputerà la finale primo-secondo posto, la semifinale per il primo e secondo posto o la semifinale per gli altri piazzamenti. Direi che da Riva del Garda è tutto, ci vediamo alla prossima partita. Grazie a tutti.